Tonino Cusumano oggi al culmine di una stagione direi eccezionale, l'Academy Favaria si aggiudica il titolo di campione provinciale allievi. Sì, sì, ancora diciamo che non vocalizzo bene tutto perché è finita da poco la partita, comunque i ragazzi dal primo all'ultimo sono stati eccezionali. La cosa che mi riempie più d'orgoglio è che siamo stati la squadra a non prendere espulsioni in tutto il campionato e anche per la finale nemmeno un ammonito. Ed era questo all'inizio quello che avevo inculcato ai ragazzi, perché già sapevo del valore che avevano, della rosa che aveva a disposizione. La rosa era una rosa molto importante tecnicamente, avevano fame di vincere. E quindi era quello di fargli capire che per noi lo scopo era quello di vincere le partite e non di fare baruffo a altre situazioni. E ci siamo riusciti. Io do solo l'indirizzo a questi ragazzi, poi loro hanno fatto il resto, sono grandissimi. Non ho parole perché non abbiamo perso nemmeno una partita in tutto il campionato, nelle fasi finali, nei playoff, a Cammarata sembra tenere la giusta concentrazione. Dico che sono ragazzi eccezionali, spero in un futuro brillante per loro perché se lo meritano, sono ragazzi eccezionali in tutto e per tutto. Bera, una squadra, devo dire, alla fine in rivelazione, ha vinto la fase dei playoff arrivando quinta, si è venuto a giocare la partita fino al 20°, era in vantaggio, aveva preso un palo, poi Favara ha vinto. Sì, l'analisi che hai fatto tu rispecchia la partita di oggi. Siamo partiti forti, siamo andati in vantaggio, abbiamo rischiato di raddoppiare il 2-0, poi rimane in 10 al 20° del primo tempo. Il Favara è una squadra molto forte, quindi vuoi non vuoi alla fine vengono fuori i valori e di conseguenza perdi la partita. Però devo fare i complimenti ai miei ragazzi che veramente hanno dato il massimo, sono orgoglioso di loro. Le finali si sa, hanno una storia a sé, quindi è così, è il calcio, la viviamo con serenità. Assolutamente sì, siamo a livello giovanile, comunque molti tuoi ragazzi hanno dimostrato davvero di valere molto. Grazie mille, grazie. Le finali si possono vincere, si possono perdere, voi l'avete perso, però potete dire di essere usciti a testa alta oggi dal Bruncolleri. Sì, è stata una finale meritata, siamo partiti male però ci abbiamo creduto fino alla fine, ma purtroppo il calcio è questo e noi ce l'abbiamo messa tutta. Al primo tempo ci hanno buttato fuori un giocatore, ma noi abbiamo cercato di reagire. Purtroppo niente, siamo qui in finale, felici di essere arrivati a questo punto e contenti di aver raggiunto almeno questo risultato. Campioni provinciali degli allievi con Niesi, una grande e bella partita, il Ribera era partito forte, poi piano piano avete preso le misure, il tuo gol del pareggio sul rigore e poi Pepe Marchica a fare la differenza. Sì, è stata una partita molto combattuta, la squadra avversaria molto brava, siamo partiti in svantaggio, però siamo riusciti con grande caparbietà a ribaltare il risultato. Poi il rigore c'era, quindi è stato un episodio. Siete felicissimi, chiaramente Tonino Cusumano mi diceva di una stagione eccezionale, non avete mai perso e neanche un'espulsione, questo vi fa onore soprattutto per lo sport. Sì, siamo felicissimi, infatti il mister ci diceva sempre non prendere espulsioni e penso che ci siamo riusciti con la vittoria finale pure.